Si è svolto a Grotte la sesta edizione di Donna con te, un concerto in passerella contro la violenza sulle donne in piazza Umberto I, uno spettacolo molto bello durato circa 90 minuti che ha visto sul palco diverse presenze tra cantanti, ballerini e attori. L'intento della stessa è stato quello di essere uniti per dire no alla violenza sulle donne. Sul palco i richiedenti asilo della comunità Sprarra Quarinto di Comitini in questa esibizione musicale che vi proponiamo. Non so nulla di mio padre. Da molto ci ha lasciati. Mia madre fa la sarta. I miei genitori sono divorziati. Ho parlato con mia madre 2 anni fa. Ho pochi contatti con i miei fratelli. Ringrazio Dio di essere qui. Ho lasciato il mio paese nel 2017. Avevo 17 anni. Sono stata male, avevo l'appendicite. Mi hanno portata in ospedale, ma non avevamo i soldi per l'operazione. Un'amica di mia madre si è offerta di pagare tutto. Dopo qualche mese è venuta a casa. Ha detto che stavo bene, che ero grande e potevo lavorare con lei. Mia madre ha consentito. Sono partita con lei per andare verso la capitale. Era gentile con me. Il viaggio era molto lungo, incontravamo tante ragazze. Ho chiesto dove andavamo. Lei ridendo rispondeva in città. Ho finalmente capito che andavamo verso la Libia. Lei mi ha subito tolto il telefono. Ho iniziato a piangere. Lei mi ha dato uno schiaffo. In viaggio non si fa rumore, mi ha detto. Arrivati in Libia mi hanno portato subito in una casa chiusa. Lì c'erano già altre ragazze. La sera sono arrivati uomini neri e bianchi. Ho capito. Non volevo. Piangevo. Mi hanno picchiata, venduta molte volte. Parlavano di un debito che dovevo pagare. Sono rimasta in Libia 3 anni. Pensavo che era meglio morire, anche in mare. Mi sono ammalata e da allora non mi hanno voluta più. Non potevo lavorare più. È stato allora che mi hanno fatta imbarcare. Pensavano che potevo lavorare per loro in Italia. Mi hanno consegnato un numero. Ho detto sì, che in Italia avrei chiamato i loro amici. Nel momento in cui sono salita sul gommone, ho buttato in acqua quel numero. Nella stessa acqua ho voluto gettare il mio dolore. I miei vestiti bagnati sono stati la mia salvezza. Donna con te vuole aiutare le donne a cui è stato tolto tutto a riprendersi la propria dignità e la propria identità.